Parliamo ora di montagna, una delle più attive associazioni per la promozione e la salvaguardia dell'escursionismo montano è la Giovane Montagna. Il presidente nazionale è un veneziano e proprio a Venezia si è recentemente tenuta un'assise nazionale per fare il punto sull'attività nella ricorrenza dei 70 anni della fondazione delle sezioni di Venezia e Mestre. Luca Ginetto. 70 anni di promozione della montagna, della cultura e delle pratiche a essa legate, della cura e conservazione dell'ambiente montano e delle terre alte. Il 2016 segna un importante traguardo per le sezioni di Venezia e Mestre dell'Associazione Giovane Montagna di identità cristiana, nata nel 2014 come associazione nazionale. A conclusione di un ricco percorso di festeggiamenti ed iniziative si è svolta a Venezia l'Assemblea dei Delegati Nazionali. Visti infatti i grandi cambiamenti in essere nella società civile, l'associazione, presieduta dal veneziano Tita Piasentini, vuole individuare nuovi orientamenti per gli anni futuri, a cominciare dallo sviluppo dell'attività rivolta alle giovani generazioni. Abbiamo bisogno di rinnovare l'associazione e perciò facciamo corsi periodici dai 10 anni ai 20 anni su introduzione alla montagna e su corsi poi di alpinismo semplici, mai estremi, e per imparare a godere della montagna in sicurezza. Ne è uscita poi la consapevolezza del valore dell'attività associativa della Giovane Montagna e l'assoluta necessità di avviare un dialogo con le altre realtà che hanno a cuore la montagna.